A Cagliari, in pieno centro, qua in piazza Garibaldi, hanno derubato Gigi Riva, gli hanno sottratto il cellulare. L'accusa è stato un ragazzo straniero. Orlando Ferru, lei è uno dei commercianti, ha un negozio che affaccia su piazza Garibaldi. Qual è il livello di sicurezza dal suo punto di vista in piazza Garibaldi, ma in generale a Cagliari? Diciamo che sicuramente mediamente deve essere abbastanza sicuro se esistono furtarelli, sicuramente di persone che fanno questi furti. È capitato anche a noi all'inizio quando stavamo allestendo il negozio, mi avevano sottratto un borsello da qui dentro. No? Lei ha subito il furto di un borsello? Sì, sì. Come sono andati i fatti? Cioè, lei non se n'era accorto? Ce ne siamo accorti solamente quando stavamo andando via, che cercavo il borsello per chiudere il negozio, visto che avevo anche le chiavi all'interno. Ho chiesto a mia moglie: ma c'è tu il borsello? Invece, e poi ci siamo resi conto che era stato sottratto dall'interno del negozio. Oltretutto sono anche entrati proprio dentro per poter prendere questo borsello. Voi non vi eravate ovviamente accorti di nulla? No, perché stavamo lavorando dentro, all'interno, diciamo in un'altra stanza che c'è all'interno del locale, e non ci siamo accorti. Dunque è stato... E cosa c'era dentro il borsello? Sicuramente i documenti, soldi non ce n'erano, però comunque c'erano documenti, carta d'identità, patente, c'erano un telefono, c'era anche il mio telefono, sì, che poi naturalmente l'unica cosa che non ho ritrovato, praticamente aveva ritrovato un ragazzo che tramite c'era il codice fiscale di mio figlio. Tramite il codice fiscale di mio figlio praticamente sono risaliti a me con un sacco di chissà che giri, però... E dove era stato ritrovato? Lontano da piazza Garibaldi? Sì, verso piazza Repubblica, zona di piazza Repubblica mi sa, era praticamente stato ritrovato. Questo furto è avvenuto un po' di tempo fa, ma durante il giorno, che ore erano? Era durante il giorno, sarà stata diciamo la sera, verso il primo pomeriggio, insomma. Lei ha subito quindi un furto, nei fatti quindi ci può essere tanto per dire che c'è magari anche solo parziale un problema di sicurezza a Cagliari? Sicuramente un problema di microcriminalità c'è, sicuramente questi ragazzi, poi non so se sono persone tossicodipendenti che hanno, insomma ne girano un po' di tutti i tipi qua in giro. Sicuramente di questo tipo di furtarelli sicuramente ne esistono, ce ne sono tanti. Lei ha subito un furto qua in piazza Garibaldi, si sente sicuro? Se sì, quanto da 1 a 10? Non mi sento, sicuramente mi sento abbastanza, diciamo, anche sicuro. Sicuramente non mi lascerò più il portafogli a portata di mano come ho fatto, nel senso a vista o così un portafogli o un borsello come ho fatto la scorsa volta. Sicuramente lì, sapendo queste cose qui, me le tengo per conto mio, insomma. Lei ha subito il furto di un borsello che conteneva documenti, esatto, e anche telefonino cellulare, soldi no per fortuna. Gigi Riva un paio di giorni fa ha subito il furto del cellulare da parte di un ragazzo straniero. Insomma, qual è quindi il suo punto di vista, volendo tirare le somme, sulla questione sicurezza in generale a Cagliari? Sì, sicuramente ci sarebbe bisogno di più controlli da parte della polizia, sicuramente più controlli, più giri, però non so poi come è avvenuto questo furto del telefonino di Gigi Riva, se gli è stato chippato oppure non ha molta influenza. Comunque sempre un furto è che sia una... E comunque lei chiede più sicurezza, sì, più sicuramente controlli. sì, un po' più di controlli, un po' più di controllo, insomma, da parte delle forze dell'ordine, perché poi noi cittadini cosa possiamo fare? Se non, al di là di tutelarci personalmente, nel senso cercare di non tenere le cose a vista, tenere sempre le cose sotto controllo, però una sbadattaggine cioè, ti capita la sbadattaggine nel momento che stai facendo, che succede a tutti, di fare più cose contemporaneamente, molli un attimino una cosa e succede che poi nella coincidenza capita che sta passando il tipo e ti porta via le cose, come succede, insomma.